Di nuovo in diretta per una mostra fotografica che è stata inaugurata questa mattina sotto la loggia dei Cavalieri a Treviso. Si tratta della mostra Io ci sono, non persone disabili ma persone e basta, questo il messaggio. Io ci sono, inaugurata sotto la loggia dei Cavalieri, è uno sguardo reciproco dove scompaiono le differenze tra osservatore ed osservato. Qui si condividono le stesse esperienze, gli stessi desideri, la stessa voglia di vivere. Le persone quando ci vedono, quando ci incontrano, non ci salutano e non ci guardano, ma associano sempre una parola: disabilità. Quindi loro si allontanano perché hanno paura. Questa solitudine ci distrugge noi, distrugge le nostre famiglie, distrugge un giovane che invece vuole uscire e vuole essere come gli altri. Le foto di Enrico Colussi restituiscono nomi e volti senza altre etichette che non l'emozione, come quella che gli ha regalato Sebastiano. Mi sono avvicinato con la macchina fotografica, l'ho guardato, era un po' agitato, dopo pian piano, prima era timoroso, dopo mi ha fatto un sorriso e quel momento è stata come... mi ha commosso letteralmente, mentre scattavo le fotografie mi sono commosso. La mamma di Ryan ha dovuto fare un appello sui social per avere degli amichetti al compleanno del bimbo, nessuno ci voleva andare. Sono arrivate un centinaio di famiglie, io non me l'aspettavo, sono diventata virale nel giro di poche ore e Padova ha risposto col cuore. Questi bambini non sono la diagnosi che gli è stata cucita addosso, hanno delle difficoltà, sì, assolutamente sì, ma loro non sono le loro difficoltà. Fulvio Marotto, meccanico, nonostante abbia perso entrambe le mani e le gambe, ha iniziato a progettare le sue protesi personalizzate e così va in moto, in bici e sugli sci ed è famoso in tutta Italia. Non solo per i disabili, anche per persone normali. Ha degli strumenti per semplificare il modo, tipo con gli sci. Quando io scio, i miei sci non incrociano mai, stanno sempre dritti. Non ti spiego il come e perché diventa troppo complicato. Presenti molti amministratori locali perché la mostra girerà molti comuni cittadini, ma la politica aiuta veramente queste persone? Le potrei dire che sa che ci sono le patologie, le varie malattie, le varie difficoltà, sì, ma sapere è un conoscere in profondità? Ma chi lo sa? Chi lo vuole capire? Chi lo fa arrivare al cuore? Rimaniamo a Treviso per la via Crucis che ha popolato le vie della città nella serata di ieri con profondi momenti di riflessione, come ci racconta Lucio Zanato. Anche la movida trevigiana si è fermata al passaggio della via Crucis nel Venerdì Santo in città. Un contatto in piazzetta Trentin voluto e ragionato nella processione partita dalla chiesa di San Francesco per ricordare gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, con le riflessioni tratte dai suoi scritti, ad iniziare dalla sua preghiera universale: Fratello Sole, Sorella Luna. Centinaia le candele tra gli oltre mezzo migliaio di fedeli che dalla chiesa si sono spostati verso la prima stazione al Ponte de Pria, dove il dolore di Maria sotto la croce oggi è quello delle madri di tutte le guerre. Per le madri ucraine, russe, palestinesi e di tanti altri luoghi in cui i figli migliori sono sacrificati nella guerra, preghiamo. Te rogamus Audinos. Un palazzo municipale illuminato solo da cieli votivi ha accolto la folla di fedeli dietro alla secolare croce dei Battuti, uno dei simboli sacri di Treviso. Chiaro il riferimento ai nostri amministratori davanti al palazzo della comunità. Perché ci lasciamo volontariamente spogliare da tutto ciò che è superfluo, non spendibile per il bene comune. Infine la processione, dopo il passaggio lungo via Cornarotta, è arrivata ai piedi della cattedrale per l'adorazione del crocifisso in Duomo. Forte il richiamo del vescovo Michele Tomasi alla fratellanza e alla pace. Nostro seguire questa croce significa
che oggi abbiamo portato per le vie della nostra città ciò che importa a noi, a ciascuno e ciascuno di noi, ma alla nostra città, alla nostra comunità, per la nostra convivenza. Abbiamo portato tutte le povertà dei deboli, dei fragili, di quelli che forse non hanno risorse per vivere, ma di quelli che sono soli, abbandonati, per tutti quelli che non hanno risorse di senso, che potrebbero avere tutto, eppure non riescono a essere felici e non riescono a guardare al di là del loro sguardo ristretto, incontrando fratelli e sorelle con cui camminare insieme, con cui costruire una città bella, una città abitata di amore, di solidarietà e una città che continui a pregare per la pace. A proposito di celebrazioni pasquali, domani mattina vi trasmetteremo in diretta dalle 10 la Santa Messa di Pasqua, presieduta da Monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia. Trasmetteremo la Messa dalla Basilica di San Marco. Nel giorno di Pasqua rinnoviamo come tradizione un appuntamento con voi nostri telespettatori. Domani mattina a partire dalle ore 10 trasmetteremo in diretta il solenne pontificale di Pasqua, la Santa Messa che il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiederà dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, uno dei luoghi simbolo della cristianità in tutto il mondo, ma anche per la nostra città e per il Veneto. Una diretta che, come servizio pubblico, nel senso a disposizione del pubblico, facciamo molto volentieri con il desiderio di portare l'annuncio di Pasqua, le parole del Patriarca Francesco, in particolare a chi è impossibilitato a muoversi da casa e a partecipare in presenza. Dopo la messa, nel nostro TG della sera, ascolteremo anche gli auguri di Pasqua che il Patriarca ci ha dedicato in un'intervista. E a proposito dei riti pasquali di questi giorni, molto profonda è la riflessione offerta dal Vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, ai nostri microfoni. La Pasqua di Cristo per noi credenti è il fondamento della nostra fede, della nostra speranza, di tutto ciò che noi siamo e viviamo. E questo annuncio vogliamo dirlo anzitutto a noi credenti, troppo spesso presi da ciò che succede il Venerdì Santo e poco pieni dello spirito, della profezia, della gioia della Pasqua, ma lo vogliamo anche urlare al mondo intero, che pure sembra ancora immerso nei grovigli di tutto ciò che è stato il processo a Gesù, la sua condanna, l'ingiustizia, la sua morte. La Pasqua di Cristo è una certezza, ma la Pasqua per questa nostra terra è ancora tanto e tanto lontana. Il Vescovo Giampaolo pensa al dramma della guerra in Terra Santa e non solo. E allora l'augurio è che quella Pasqua certa che Gesù ancora quest'anno regala a noi possa diventare anche un regalo per tutta questa nostra umanità. Appuntamento dunque a domani mattina per la celebrazione della Messa di Pasqua dalla Basilica Cattedrale di San Marco. Vi aspettiamo. Rimaniamo a Venezia per il grande successo della 10ª edizione della corsa in notturna organizzata da Venice Marathon. La gara ha festeggiato con il record di partecipanti questa edizione, al traguardo anche un atleta dell'atletica di San Biagio di Callalta. Giacomo Esposito dell'Atletica San Biagio di Callalta e la veneziana Diletta Moressa hanno conquistato la vittoria nella gara trail di corsa in notturna a Venezia CMP Venice Night Trail con Venice Marathon, società organizzatrice. In 6.000 gli atleti al via, con una grande partecipazione straniera, ben 55 nazioni rappresentate. Così Venice Marathon ha festeggiato nel migliore dei modi la 10ª edizione del trail notturna più bello e affascinante del mondo di corsa. Abbiamo archiviato una bellissima edizione del Venice Night Trail con il record di partecipazione di oltre 6.000 persone e con un successo anche di entusiasmo veramente straordinario.
Siamo molto orgogliosi della crescita di questo evento che ha dato anche un nuovo modo di vivere la città di Venezia. Come tante lucciole, gli atleti, ognuno con una pila a frontale, hanno iniziato a sfilare sotto l'arco di partenza creando uno spettacolo che è durato oltre un quarto d'ora e poi hanno dato vita ad un enorme serpentone di luci in movimento che ha attraversato il ponte di Calatrava per poi immergersi nelle caglie Campielli di Venezia lungo 16 km e 51 ponti. Partenza dal terminal crociere. Esposito ha preceduto all'arrivo Matteo Munaro e Paolo Perizzari. Moressa tra le donne ha invece staccato Arianna Lutteri e Laura Ferretto. Un evento che ha dimostrato la sua capacità di crescere, ma anche ha dimostrato la capacità di Venezia di essere accogliente, straordinario palcoscenico, ma anche protagonista in qualche modo di questo nuovo modo di presentarsi a un pubblico non solo giovane, ma certamente un pubblico diverso. Andiamo adesso a Belluno. Partita decisiva per il futuro energetico del Veneto e soprattutto per la provincia di Belluno. La Regione traccia la linea sulle concessioni idroelettriche, stop alle proroghe automatiche e via una cabina di regia regionale per gestire un settore strategico. Al centro un nuovo modello con capitale pubblico prevalente e una collaborazione tra regioni e gestori degli impianti. Belluno avrà un ruolo chiave perché qui si concentra la maggior parte delle centrali, 25 su 34. L'obiettivo è chiaro: trattenere sul territorio il valore prodotto dall'energia, stimato in circa 400 milioni di euro l'anno, e trasformarlo in vantaggi concreti: riduzione dei costi in bolletta per le famiglie, maggiore competitività per le imprese attraverso una redistribuzione dei benefici economici. La Regione Veneto punta anche al recupero delle risorse arretrate dai concessionari, mentre il percorso verso la scadenza del 2029 sarà condiviso e trasparente. Una sfida strategica: fare dell'energia della montagna il motore dello sviluppo futuro. Ancora troppi infortuni nei cantieri anche in provincia di Belluno. A lanciare l'allarme, un vero e proprio allarme, sono Fillea e CGIL, che denunciano un aumento degli incidenti, in particolare delle cadute dall'alto, e chiedono più controlli e formazione. Negli ultimi mesi la provincia di Belluno è stata segnata da una serie di gravi infortuni nel settore dell'edilizia. A preoccupare soprattutto la frequenza delle cadute dall'alto, tra le cause più comuni e drammatiche nei cantieri. Una situazione che secondo Fillea e CGIL non può più essere accettata. Nel 2026 si continua a morire o a rimanere gravemente feriti lavorando su tetti, ponteggi e strutture in costruzione. Incidenti che, sottolineano i sindacati, nella maggior parte dei casi sono prevedibili e prevenibili se le norme di sicurezza vengono applicate in modo rigoroso. I dati confermano un problema tutt'altro che marginale. Secondo le rilevazioni INAIL, nel 2025 in provincia di Belluno sono stati denunciati 2.881 infortuni sul lavoro. Nel solo mese di gennaio 2026 le denunce sono già 242, in aumento rispetto alle 216 dello stesso periodo dell'anno precedente. Il settore delle costruzioni resta tra i più esposti al rischio. Dietro i numeri, ricordano i sindacati, ci sono lavoratori che operano spesso in condizioni difficili, tra ritmi serrati, subappalti, precarietà e controlli insufficienti. Per questo non basta la solidarietà dopo ogni incidente. Fillea e CGIL chiedono interventi concreti e immediati, più controlli nei cantieri, rispetto rigoroso delle norme e responsabilità chiare lungo tutta la filiera degli appalti. Fondamentale anche il tema della formazione, che deve essere reale e qualificata, affidata a enti accreditati per garantire una preparazione adeguata ai rischi del lavoro. La sicurezza, concludono Camera del Lavoro e Fillea, non può essere considerata un costo o un ostacolo. Ogni incidente è un fallimento del sistema e il lavoro deve garantire dignità e sicurezza, non diventare un pericolo per la vita. Vi raccontiamo adesso la Pasqua dei bellunesi nel servizio di Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Che cosa rappresenta per lei la Pasqua? La Pasqua è stare in famiglia. Noi siamo venuti fuori dalla Svizzera per essere qui insieme alle persone. Quello è più che cosa mangerete domani? Non sappiamo ancora.
decidiamo al momento, perché era già tutto occupato, è tutto pieno. Nonostante la crisi, nessuno rinuncia a consumare il pranzo pasquale fuori casa. Ristorante o agriturismo che sia, il piacere del convivio spensierato è una tradizione che si rinnova anche nel bellunese. Difficile trovare un posto a sedere nei locali della provincia, un segno senza dubbio positivo dell'avvio della bella stagione, sia pur con le cime ancora innevate. A tavola prevarranno i cibi classici, come ci conferma l'ambulante veneziano che ogni sabato porta in montagna il pesce fresco. Va più il pesce, secondo lei, o il capretto e l'agnello? Capretto. Però oggi lei c'ha il banco praticamente affollato, come tutti i sabati per la verità. Brava. Però io ho visto le macellerie, sono tutte piene, quindi va più il capretto. Noi mangeremo pasticcio, varie crespelle e costolette d'agnello. Cucina lei? No, già tutto fatto. Le piace cucinare? Domani cucinerà? No, domani no, andrò a mangiare fuori. Le piace la Pasqua come festività? Preferisco il Natale. E cosa rappresenta la Pasqua? Beh, la Pasqua rappresenta dal punto di vista cristiano-cattolico la festa principale, la risurrezione di Gesù. Noi come famiglia naturalmente parteciperemo ai riti pasquali. Una festa in comune tra tutti assieme. Brindate alla Pasqua? Sì, brindiamo alla Pasqua, noi ci prendiamo avanti, sai? Sì. E vabbè, insomma, siamo... Cos'è Antena 3? Sì. E che cosa mangerà domani, lo sa già? No, mangerò sì, un capone. L'idea è che le scorpacciate metteranno tutti a dura prova e allora salvifico l'incontro con lo storico docente di educazione fisica Mario Gaspari, che di anni ne ha 85, campione italiano di salto con l'asta nel 61, oro ai mondiali master nel 2013 e campione europeo nel 2016. Professor Gaspari, lei è sempre in ottima forma, mantiene... Cerco di mantenermi come posso, data anche l'età e tutto quanto. E può dare anche qualche consiglio a chi domani deciderà di abbuffarsi alla tavola pasquale per mantenersi in forma? Attività motoria, mangi, passeggiata, domani è una bella giornata e quindi viva il sole. Insomma, la soluzione è semplice. A proposito, facciamoci gli auguri di buona Pasqua da parte di tutta la redazione di Antenna 3, a tutti voi telespettatrici e telespettatori. Quindi tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento.